Tappeto sardo a Samugheo. Novità di quest'anno il concorso di idee con disegni che guardano al futuro dell'artigianato tessile. Quest'anno per Tessingiù della 47esima edizione abbiamo deciso di presentare i progetti che hanno partecipato a un concorso di idee nel 2013. Abbiamo fatto una selezione su 47 candidati di 15 progetti che idealmente andranno a comporre un catalogo con i nuovi disegni del tappeto samughese. L'idea principale è quella di poter aprire il mercato del tessile di Samugheo a nuovi spazi e a nuove possibilità. Infatti a questo concorso hanno partecipato architetti e designer provenienti da tutto il mondo. Abbiamo iniziato con la realizzazione di 6 tappeti, quindi pensiamo ogni anno di realizzarne altrettanti in modo da raggiungere poi il complessivo numero di 15. Abbiamo inaugurato la mostra dell'artigianato, la 47esima edizione di Tessingiù. Abbiamo fatto in concomitanza con i 60 anni i festeggiamenti dei 60 anni della Prolocco e con la presentazione del libro Bragas e Quintas che i ragazzi della Prolocco hanno realizzato con una maestria esemplare. Abbiamo la fortuna di avere tantissimi giovani che credono nel nostro paese e lavorano e si dedicano a quelle che sono le attività del nostro paese. I giovani sono il nostro futuro e penso che loro stiano mettendo anima e cuore su questo progetto. La mostra è visitabile fino al 7 settembre, proprio a Tessin.